Scoprire la storia della città di Taranto toccando il passato e respirando le antiche atmosfere che un tempo popolavano le vie della terra ionica è possibile grazie a Genesis, il nuovo progetto inclusivo realizzato all'interno delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, dedicato interamente alle persone ipovedenti. Un'iniziativa che il MART ha creato insieme all'agenzia francese Tactile Studio per offrire ai visitatori un'esperienza culturale differente e una fruizione realistica che può essere condivisa con tutti, come ha raccontato la direttrice del museo Stella Falsone. Questo museo già da anni ha lavorato sull'abbattimento delle barriere fisiche, quindi ogni piano ha una sua mappa di percorso, tattile di percorso, e in 4 punti particolari che comprendono sia il piano, le sale che si occupano della fase greca della città che quelle della fase romana, abbiamo una scelta di reperti con all'interno di queste mappe specifiche, con oggetti e con anche associati a una ricostruzione di quelli che potevano essere i profumi antichi. E questa è un'esperienza che va verso una percezione multisensoriale della nostra collezione e che sicuramente accende anche una capacità mnemonica. Un percorso innovativo che mette in campo non solo dispositivi di orientamento per guidare gli ipovedenti tra i corridoi del museo, ma anche segnali direzionali per facilitare le visite e stazioni didattiche per conoscere la storia dei reperti più preziosi custoditi all'interno del museo. Una progettazione all'avanguardia dal valore di circa 110.000 euro finanziati con i fondi del PNRR. È un lavoro di design che per Riccardo Leone, storico dell'arte e project manager di Tactile Studio, ha richiesto anni di ricerca e di preparazione. Ho effettuato personalmente una visita qui nel museo perché c'era stato affidato un incarico di capire quali fossero i bisogni di orientamento e i bisogni di inclusività e accessibilità del museo. 2 stazioni in particolare: il primo è la nascita di Dioniso, quindi è stato scelto il vino come contenuto olfattivo. Il secondo, facendo riferimento a un ischos e quindi a una sepoltura, è stato scelto l'odore di incenso. Non sono semplicemente riproduzioni, a noi piace dire sono più delle reinterpretazioni tattili, non sono semplicemente dei facsimile dell'oggetto esposto, ma permettono una comprensione dell'oggetto, la funzione dell'oggetto all'interno del suo contesto culturale e storico. Le installazioni 3D, le postazioni tattili e olfattive consentono una lettura dell'arte chiara e intuitiva, rendendo l'esperienza immersiva e facendo riscoprire al visitatore i legami passati con i propri antenati e con la propria terra d'origine.